Ex Popolari Venete, iniziamo con la situazione degli sportelli nel passaggio a Banca Intesa, che non è poi così rosea come si prospettava all'inizio. Uffici costretti a ricevere correntisti per appuntamento, tanta è la richiesta di chiarimenti e cambio di carte elettroniche. Nel frattempo da registrare la limitazione al prelievo dai bancomat fissata ad un massimo di 250 euro al giorno, mentre la conversione del conto digitale da Veneto Banca o Popolare Vicenza a Banca Intesa sta creando non pochi problemi. Infatti l'app non funziona con tutti gli smartphone, con il risultato che se non si possiede una nuova chiavetta di Intesa di fatto non si può intervenire in conto. Tra l'altro il servizio è scoraggiato, se così si può dire, dalla banca piemontese, visto che per la chiavetta token vengono addebitati 10 euro, che diventeranno 20 da giugno prossimo. Il consiglio è di armarsi di pazienza e calcolare bene i prelievi, visto che nemmeno il saldo è più visibile con la vecchia carta elettronica. Dal fronte operativo a quello giudiziario, con la convocazione di oggi pomeriggio di Vincenzo Consoli davanti alla Commissione parlamentare sulle banche a Roma. Delle 14.30 sarà chiamato a rispondere del suo operato, ma anche sui coinvolgimenti di Veneto Banca con Consob, Banca d'Italia e le altre banche fallite. E tra queste l'Etruria, al centro di un vero e proprio caso politico, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Pare infatti che anche Veneto Banca, oltre alla Vicentina, sia stata sollecitata a caricarsi della banca aretina da tempo in dissesto economico. Un intreccio che difficilmente si dipanerà a breve, anche se dai risparmiatori, e tra questi il governatore Zaia, l'appello è alla giustizia per i truffati. Io avevo delle azioni e non ho venduto, lo dico soprattutto a quei 2 o 3 lazzaroni che ci sono ancora in giro a dire che magari il sottoscritto altri hanno venduto. E detto questo, dico anche che siamo passati da uno scenario nel quale ti facevi raccomandare per comprare le azioni, perché poi nessuno lo dice più, a uno scenario nel quale dovevi farti raccomandare per vendere le azioni. E in tutto questo contesto c'è un casino di mezzo che va chiarito, questo è poco ma sicuro. Tutta questa partita è una partita dei tribunali, punto e basta, nel senso che la chiarezza, la parola fine, la parola o il riflettore finale su tutta la partita delle banche, di quello che è accaduto in Veneto, ma anche fuori Veneto rispetto alle banche del Veneto, c'è dovuta. Una chiarezza che io lo sento da cittadino prima che da azionista è fondamentale.